E partiamo insomma da una intervista che farà sicuramente discutere. Si sta parlando molto dell'assetto societario del Mantova in queste settimane, ma mi viene da dire in questi mesi, perché in realtà, Giulio, è un argomento che insomma sta tenendo banco sostanzialmente dall'estate o comunque dall'inizio della stagione. Sì, forse un po' più del dovuto anche, vabbè, comunque sì, discorso Mantova United, discorso azionariato popolare, ritorna in auge sempre nei momenti un po' più delicati Alberto Castagnaro, quando c'è stato il cambio dell'allenatore, quando c'è stata la rinascita dell'FC, e adesso in questo periodo insomma in cui il Mantova United deve vedere un attimo cosa fare. Castagnaro sicuramente l'uomo che meglio conosce il calcio Mantova, è inutile ricordarlo, insomma, ha preso in mano la società quando era in C2, ha avuto la promozione in C1, è rimasto in società anche nei momenti d'oro dell'inizio della gestione Lori, insomma, poi è ritornato per dare una mano, insomma, Castagnaro che è sempre stato un po' troppo forse messo da parte in tante altre situazioni. Comunque sta ritornando, e qua la Gazzetta apre appunto con questo titolo: Castagnaro Mantova da a rifare, una tesi che lui bene o male ha sempre titolo abbastanza forte, però una sensazione che Castagnaro ha sempre così velatamente fatto capire, insomma, che su tanti versi le cose non vanno bene nell'assetto societario. Oggi lo United, questo è il titolo, decide se uscire da Vialettea o si rilancia l'azionariato o si diventa satellite. Poi sotto le frasi principali dell'intervista con Massimo Bilivanti, che ha fatto debiti pagherà, non c'è timone e la gestione è assurda, con 2 DG, 2 DS, tanta gente che parla, le scuse a Farina sono una vergogna. Poi di fianco spero ancora in un moto d'orgoglio dei mantovani, ma serve un progetto calcistico credibile e una tifoseria unita come ai bei tempi. Poi di fianco a chi ci ha denigrato ricordo che dal 2010 fino a novembre la fideiussione che garantiva il club aveva solo la mia firma e non è una critica ai soci, insomma, quindi uno sfogo anche da parte di Alberto Castagnaro. Noi più volte l'abbiamo intervistato, più volte ha detto che su tante cose a livello societario c'era da cambiare qualcosa, quindi bisogna vedere adesso se ci sarà un riallacciamento tra l'ex presidente del Mantova e l'attuale società. Comunque difetti che all'interno della società, l'abbiamo sottolineato noi, anche tanti tifosi, lo stesso Alberto Castagnaro, insomma, troppe figure all'interno del Mantova che creano Questo, Giulio, caos. credo sia la cosa su cui insomma tutti sono d'accordo. Esatto, più chiarezza nei ruoli, diciamo, da tifoso che la vede dall'esterno, cioè un tifoso che la vede dall'esterno, insomma, il fatto di sentire 2 DG, 2 DS, tante figure che parlano ma che non hanno un ruolo ben definito, o che ce l'hanno ma magari i tifosi o insomma gli addetti ai lavori non sono così informati sulla cosa, sicuramente ha creato e sta creando un po' di confusione. Sì, c'è anche da dire che tutto poi va pari passo con i risultati sportivi, su questo non ci sono dubbi. Se ma Mantova... anche questo l'abbiamo sempre detto, se il Mantova dicesse tutte le partite, esatto, chi se se ne il frega Mantova con i 2 DG e con i 2 DS, ma se il Mantova fosse in seconda o prima posizione le cose sarebbero diverse. Poi tra l'altro bisogna anche sottolineare che comunque i consigli di Castagnaro su tanti versi sono stati accolti, come ad esempio anche la scelta di Valigi dopo l'esonero di Archimede Graziani, oppure anche su certi giocatori. Insomma, Castagnaro ancora torna in prima fila, e però stasera si vedrà quale sarà il futuro dell'azionariato popolare, perché obiettivamente oggi si capirà fino a che punto si potrà andare avanti. Questo è un momento molto delicato. Poi... Parlando di calcio giocato, lo vediamo già qui, vedo che ci stavi arrivando anche tu sulla squadra. Valigi prova subito Pietri Biasi fare i titolari, 5 invece è acciaccato, però dovrebbe esserci, sì, se esatto, non ho sentito male, una chiamata, quindi sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno, senta, sono Mimmo. Prego Mimmo, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo dare sempre il mio parere, se vuole, da profano, comunque il mio parere da tifoso del Mantova. Sì. Io sono d'accordo pienamente con Castagnaro su tutto, in particolare modo sulle scuse a Farina. Certo. Perché io, avendo arbitrato tanti anni in federazione,
l'arbitro, ma non solo per il Mantova, su tutto, ho visto la Coppa Italia l'altra sera, una cosa dei falli assurdi. Un arbitro deve guardare innanzitutto la regola 5, l'arbitro, quello che deve fare, che le compete e quello che deve fare, e poi la regola 12, falli e scorrettezze. Quando l'arbitro va in campo deve essere in grado di fare questo, oltre che la preparazione atletica. Quindi non dobbiamo delle scuse a Farina, perché noi siamo stati maltrattati, e ve lo dico da arbitro, da commissario speciale e da assistente. Quindi non c'è bisogno di fare scuse. Tornando sul calcio giocato, sì, volevo dire sempre il mio parere su questo. Io ho visto Spinale che non si può pretendere che un giocatore per un anno intero, per una stagione intera, continui ad andare su e giù facendo sull'ala tutto quel correre che fa. Domenica abbiamo visto Spinale che invece di dare contro alla palla aspettava la palla, quindi non arrivava prima il difensore. Abbiamo visto Spinale che sui cross non è, ma d'altronde è plausibile. Una persona non può fare un campionato in quel modo lì, e nell'organico che c'è nel Mantova, non sta a me dirlo, però c'è la soluzione di fare in modo che questo possa, insomma, dargli un attimo di respiro a sto Spinale. Certo. Va bene. Grazie. Mino, grazie. Arrivederci, grazie per aver chiamato. No, beh, sì, ha detto giusto su tante cose. Su Spinale, ovviamente lui ci tiene, il capitano, a essere sempre in campo, però il rendimento c'è, ed è anche giusto il suo pensiero, dicendo che se qualche volta vuole rifiatare, insomma, comunque ha talmente dato una grande mano al Mantova che, insomma, quasi a sua discrezione, insomma, se la sente o non se la sente di giocare. Per quanto riguarda Farina, lì è stato un discorso diplomatico, cioè il Mantova, nel momento in cui è arrivato davanti a Farina con la nuova società, più che scuse magari c'è stato così una specie di stretta di mano, ecco, per non evitare eventualmente ulteriori problemi. Tanto era la luce del sole quello che è successo con Farina tanto tempo fa, quindi non c'è bisogno di cambiare il passato è quello. Lo so, fa male a tutti, però la nuova società, l'FC, una volta davanti a Farina, ha cercato per evitare di iniziare col piede sbagliato, forse non avrebbe neanche utilità adesso continuare a contestare una partita che già purtroppo è andata così come doveva andare. Purtroppo il Mantova non è riuscito ad andare in Serie A, peccato. Parlando invece di calcio giocato, Giulio, l'abbiamo fatto prima della telefonata, Pietri Biasi che potrebbe partire dal primo minuto già domenica. Tra l'altro l'altro fronte è quello di Del Sante, e poi lo vedremo anche dalla voce, pare ci sia qualche voce di una possibile cessione di Del Sante, addirittura, insomma, o di qualche movimento in uscita che lo riguarda. Sì, l'intenzione, adesso cerco anche di stringere, di massima è quella, almeno dalle sensazioni che ha il mister, di dare un'ulteriore chance a Noman, se c'è la possibilità di tenerlo in rosa. Dall'altra parte Pietri Biasi è un uomo che piace molto a Valigia, è stato anche consigliato nell'arrivo, quindi il Del Sante, magari sul discorso di risparmiare eventualmente qualche euro in più, potrebbe essere nell'orbita di essere ceduto, visto che la situazione finanziaria del Mantova non è rosa. È un discorso che comunque fa un po' a pugni col discorso tecnico, visto che in ogni caso Del Sante è un ottimo giocatore, deve essere usato per le sue potenzialità. Certo che così a grandi linee, dicendolo proprio fuori dai denti, ci potrebbe stare questa soluzione. Ecco, la vediamo intanto che tu parlavi, abbiamo già visto la prima pagina dello Sport della Voce di Mantova, giocano un po' sul discorso dei nomi, l'importanza di chiamarsi Stefano Del Sante sul mercato lo cerca il San Marino, Stefano Franchi invece il Franchi Gate, insomma, fa riferimento all'esternazione su Facebook di Stefano Franchi, che, insomma, sostanzialmente ha detto che anche questo mese non ha preso i soldi dello stipendio, molte scuse ma non ora, e a tal proposito ieri è uscito poi anche un comunicato del Mantova che diceva voci infondate sulle difficoltà del club. Insomma, mi è venuta una battuta in mente, diceva fa la multa, quindi lo stipendio che non prende la multa, no, esatto. Gli hanno fatto il bonifico, ma poi gliel'hanno già gli hanno stornato. No, a parte le battute, poi alla fine poi lo dichiara sulla Gazzetta. Franchi, ragazzata senza fondamento, comunicato del club che intanto tratta col comune, potrebbe essere risarcito di costi anticipati. Però